Il piano di sviluppo rurale è ormai giunto alla sua terza fase. Alla Corte Benedettina di Legnaro, sede di Veneto Agricoltura, si è fatto il punto della situazione durante un incontro regionale con il partenariato. Dopo le precedenti fasi di definizione del PSR, che individuavano fabbisogni e necessità del mondo agricolo, la terza fase ha previsto la stesura di una proposta tecnica. Il risultato è un testo con delle linee guida ben precise. Ci sarà una particolare attenzione all'innovazione, alla competitività, agli aspetti ambientali e all'inclusività sociale. Ovviamente il centro è e rimane, dovrà essere l'impresa agricola. E i giovani sicuramente sì, ci sono già degli ottimi segnali con la programmazione precedente, recentissimamente c'è stato un ulteriore bando e delle risorse e abbiamo visto che i giovani, tra l'altro le aziende condotte da giovani, sono di dimensione maggiore, più strutturate e specializzate. Un programma con un forte obiettivo di crescita che prevede da un lato la cooperazione costante degli enti di ricerca e innovazione e dall'altro accessibilità e mobilità occupazionale con un occhio di riguardo per i giovani. Bisogna puntare sui giovani perché la tendenza è quella appunto di avere una media di conduttori over 65 molto alta. Le osservazioni dei giovani del Forum PAC 2020 sulla fase 2 vertevano anche su questo punto, quindi sul ricambio generazionale, sull'agevolazione dei passaggi di consegne tra i conduttori senior e i conduttori più giovani. Passaggio sia dal punto di vista dell'insediamento della conduzione, ma anche dal punto di vista delle nuove start-up agricole, che è un tema ancora inesplorato dalle vecchie programmazioni. I contenuti del PSR sono stati elaborati con la partecipazione di oltre 1500 soggetti, tramite libere consultazioni online e attraverso i tavoli di partenariato in cui Regione Veneto Agricoltura e Avepa hanno incontrato un'ottantina di rappresentanti dell'intero sistema primario veneto, tra cui anche i GAL, i gruppi di azione locale. Gli obiettivi che l'Unione Europea pone sulla programmazione 2014-2020 è molto importante e la discussione che in questi momenti sta avvenendo tra l'autorità della Regione e ovviamente tutti i fruitori e utilizzatori delle forme di finanziamento è importante, soprattutto per l'agricoltura, il mondo rurale del Veneto, in particolare anche per i GAL, che in qualche modo sono un'espressione che viene dal basso di volontà di costruire un futuro per le imprese e i nostri territori. Noi ci focalizziamo soprattutto sullo sviluppo rurale e l'idea è quella di cercare di rafforzare la partecipazione e il coinvolgimento di diversi attori locali nella progettazione dei progetti del PSR. E appunto utilizzando l'università Etifor, che è uno spin-off universitario con taglio più aziendale, e poi Veneto Agricoltura con diversi ruoli. Le associazioni di categoria hanno il ruolo di tutelare gli interessi degli agricoltori e degli imprenditori agricoli e per questo motivo noi partecipiamo a questi incontri e alla discussione in atto con la Regione, soprattutto per garantire che le risorse vadano principalmente alla conduzione, alla vera impresa agricola e quindi a tutte quelle attività che possono essere di supporto alla dotazione e agli investimenti aziendali. Il testo di base, una volta approvato in Giunta e al Consiglio, verrà quindi spedito a Bruxelles. Se le osservazioni della Commissione europea saranno positive, il PSR Veneto sarà operativo già a partire da gennaio 2015 fino al 2020. Molte le novità in esso contenute. Ce ne sono alcune di particolarmente pesanti. La prima è sicuramente una dotazione finanziaria significativa, 1.184 milioni di euro per i 7 anni. La seconda è una scelta forte della Giunta regionale di investire sulla competitività delle imprese, sulla creazione di nuove giovani imprese e su un pacchetto di misure agroclimatico-ambientali per uno sviluppo sostenibile, il tutto in coerenza con la strategia europea 2020 che ovviamente condiziona al perseguimento di questo tipo di obiettivi la disponibilità di queste risorse. Il nuovo PSR, assicura l'assessore regionale Franco Manzato, si presenta come una rivoluzione totale per il sistema primario veneto e risponde alla richiesta di alleggerimento burocratico. Le misure sono state ridotte di numero e rese di più facile lettura per gli agricoltori.